Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Nella giornata di oggi, lunedì 13 maggio, una violenta scritta antisemita con offese e minacce alla comunità ebraica è comparsa su un muro al Lido di Venezia, nella zona del Galoppatoio. Dura e pressoché unanime la condanna del gesto da parte delle istituzioni, dei sindacati e della politica. Sono partite le indagini della Digos per risalire ai responsabili. Nel frattempo la scritta è stata fatta rimuovere. Cambiamo argomento. I comuni di Venezia, Marcone e Quarto d'Altina informano che dalle ore 10 di domani, martedì 14 maggio, alle ore 10 del 14 giugno 2024, sarà possibile presentare domanda per richiedere i benefici economici finanziati dalla Regione del Veneto a favore delle famiglie fragili. Il bando prevede l'erogazione di 3 contributi suddivisi su 3 linee di intervento a seconda della condizione specifica nella quale si trovi il proprio nucleo familiare. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Voltiamo pagina. Cavallino Treporti si conferma prima spiaggia in Italia per presenze turistiche, seguita a ruota da Rimini, Bibione, Jesole, Caorle e Lignano Sabbiadoro. I dati si riferiscono ai pernottamenti in strutture ricettive del 2023, evidenziati oggi dall'Ufficio Statistico Regionale. Sono state infatti 6.818.604 le presenze registrate dalla località del litorale veneziano, mentre quelle di Rimini sono state 6.731.661. 140 cittadini dal centro di Marghera alla darsena della nuova piscina per l'inedito evento itinerante che si è tenuto sabato scorso sulla storia della città giardino progettata da Emer e l'antico sito dei Bottenighi. L'iniziativa è stata ideata e organizzata dai Margherini DOC per celebrare il 15° anniversario dalla nascita del gruppo social che conta quasi 7.700 membri. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.